Prima che il presidente Stefani mi chiedesse di assumere l'incarico di assessore alla sanità di Regione Veneto, avevo già fatto domanda come volontario per le Olimpiadi e quindi avevo già deciso di farlo e lavorerò all'interno dell'antidoping. E quindi è una bellissima esperienza, soprattutto un contatto diretto con gli atleti. Tra i circa 500 professionisti sanitari schierati per le Olimpiadi Milano-Cortina ci sarà anche l'assessore alla sanità Gino Gerosa, cardiochirurgo, ad aiutare come volontario i team dell'antidoping. Assessore che ha inaugurato proprio per l'inizio delle Olimpiadi a Venezia il container della prevenzione, un percorso itinerante in 3 tappe che guida chi lo attraversa verso la sensibilizzazione agli screening. La prevenzione è importante per garantire salute ai nostri cittadini e questo ha un'ulteriore valenza perché un cittadino in salute naturalmente determina una miglior sostenibilità di un sistema sanitario universalistico qual è il nostro. Un'iniziativa nata in collaborazione con Ulsuno Dolomiti, Tre Serenissima, Innove Scaligera e Medici con l'Africa QAM. La cura è tanto importante, ma la prevenzione è ancora più importante. E allora un container immersivo vuole dare l'esperienza fisica, proprio tangibile, di quanto il movimento è fondamentale. 3 tappe, una di conoscenza e approccio seppur confuso con la prevenzione dato da specchi deformanti e fumo, una piccola sala in cui vengono date informazioni e consigli per uno stile di vita sano e infine l'ultima tappa per ricordare l'importanza della protezione dal sole anche in montagna, in aumento in Veneto infatti i melanomi. In montagna naturalmente il rischio non viene azzerato, anzi tutt'altro, ma con la prevenzione e con gli screening antitumorali in cui Regione Veneto si spende in maniera importante siamo ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda l'adesione a diversi screening oncologici, ma quest'anno vogliamo fare di più, quindi incrementare ulteriormente screening oncologici e per patologie cardiovascolari.